Si riuniscono qui, i Mamutonas, nella casa di Sobreri, che mantiene viva questa antica tradizione, e vi digiunano tutta la notte, conferendo alla festa un significato quasi religioso. Vestono compelli da cui pendono grappoli e festoni di campane. Sul volto è una maschera nera, in legno d'edera, dal significato apotropaico, cioè intesa ad allontanare gli spiriti maligni e le influenze nefaste. È un rito antichissimo, forse nuragico. Ricorda i giorni in cui il primo ariete o il primo toro furono obbligati al giogo, o forse un'antica vittoria dei sardi su sconosciuti nemici. A seconda dell'interpretazione, queste sono bestie aggiogate o nemici in catene.